Allora, passiamo alle pratiche, alle buone pratiche del territorio, da condividere anche qui, da copiare, da rivedere. Allora, purtroppo Valentina Picelli della scuola primaria non è presente perché è malata, però vi invito ad andare a vedere sul sito della Bolzano 4 Ortisarco questo bellissimo lavoro, un ponte di libri, che è una mostra che è stata attivata nella scuola, che proprio si pone benissimo nel contesto della giornata di oggi, e anticipiamo il lavoro invece delle scuole. Ditemi voi. Ah, ok, no, scusa, non ti ho comunicato, ma te lo dico ora, che abbiamo... Allora, chiamo a condividere la relazione le colleghe delle scuole secondarie superiori di Bolzano, che sono Cristina Farina, Larissa Liuni e Zaira Son. Il titolo è Biblioteche scolastiche, isole di benessere, esperienza nelle scuole secondarie superiori di Bolzano. Le tre colleghe lavorano in tre istituti completamente diversi, in più di tre istituti. Larissa lavora al liceo classico linguistico e classico Carducci. Beh, ma forse questo lo diranno loro perché sono dei nomi lunghissimi. Quello che mi piaceva sottolineare è il lavoro con gli adolescenti e i giovani adulti. Età difficile, abbiamo detto. Lettura nella scuola con utenti, pubblico che di solito non legge. Quindi vediamo, insomma, come avete affrontato questa sfida e se l'avete risolta. Però questo... Ci avete fatto sentire meno soli. Ah, ok. Io saluto. Sì. Ma c'è l'autotune? No, ripeto, adesso le salutiamo, ma io volevo ringraziare Bruno, Loredana per l'entusiasmo davvero. Oggi ci avete fatto sentire meno soli, perché questa è un po' la nostra problematica. Io sono Cristina e lavoro in ben 3 scuole superiori, come diceva Loredana, il panificio, perché purtroppo non sono aperte tutta la settimana, perché io mi devo spostare nei giorni della settimana. Quindi già questa è una nota, ahimè, negativa. Le scuole sono un liceo delle scienze sociali e 2 scuole tecniche. Sono utenze completamente diverse. Nelle scuole superiori ci sono ragazzi dai 14 ai 19 anni. I ragazzi entrano bambini ed escono adulti. È l'età dove c'è l'abbandono alla lettura. Questo lo dicono tutte le statistiche. Anzi, una statistica del 2023 dice che il 70% di questi ragazzi non è mai entrato in una biblioteca durante il 2023, quindi i dati non sono positivi. Ci scontriamo anche con una narrazione, credo italiana, che racconta la biblioteca come un luogo polveroso dove si deve stare zitti, e la narrazione verso coloro che leggono è di persone con gli occhiali un po', passatemi il termine, sfigate, perché questo raccontano i ragazzi a scuola. Perché i pochi ragazzi che leggono, perché ormai sono pochi, si nascondono e si vergognano. Ci rendiamo sempre più conto che subiscono il giudizio degli altri. Tutto questo per dire che non è facile lavorare in una biblioteca scolastica di scuola secondaria superiore. Negli anni però abbiamo costruito delle belle biblioteche fornite, dei luoghi che vengono frequentati, non sempre per i libri e basta. Spesso
come diceva Alessandra, per parlare con noi, per stare in un luogo forse di pace, forse dove ci si può un attimo fermare da tutto il caos di quello che c'è fuori dalla scuola. Negli anni abbiamo fatto tornei di lettura, incontri con l'autore, bibliografie, accompagniamo ogni anno i ragazzi in libreria, nelle librerie della città, però gli ultimi anni i dati sono tragici, leggono pochissimi ragazzi, sempre meno, tanto che siamo arrivati con una classe in particolare l'anno scorso e con un gruppo di docenti a sobbarcarci la fatica di leggere. Quindi per tutto l'anno siamo entrati, io e i colleghi docenti di un'unica classe, però perché chiaramente ogni giorno leggevamo per loro. Siamo riusciti a leggere in un anno scolastico 7 libri, cosa che era impossibile che i ragazzi facessero. Ci siamo resi conto che per loro la lettura è una fatica, per loro è quasi... Io quando spiego ai ragazzi la fatica del leggere dico certo è fare una maratona per te leggere un libro intero e bisogna allenare, fare la passeggiata, certo loro non fanno neanche la passeggiata, molti di loro, quindi siamo arrivati anche alle scuole superiori a decidere di caricarci noi questa fatica. Però mi rendo conto che è un'urgenza questa si può arrivare a tutto, all'information literacy, ma se i ragazzi non leggono, la loro povertà lessicale aumenta di giorno in giorno. Senza le parole non c'è pensiero, non c'è spazio, non c'è idee, quindi mi rendo conto che oggi abbiamo più o meno tutti gli stessi pensieri, però quando si è nella scuola questo non arriva, soprattutto ai vertici, che la cosa non la prendono così in considerazione. Io spesso chiedo agli insegnanti, ma se non leggono, come fanno a studiare? Come fanno a studiare il diritto, l'economia, quando fanno fatica a leggere un romanzo? E questa domanda rimane un po' sospesa. Quindi noi ce la mettiamo davvero tutta, spesso veramente ci si sente dei presidi di resistenza in tutto questo, però credo che da soli, se non c'è veramente una presa di coscienza, è davvero difficile. Ecco. Lascio la parola alle mie colleghe. Si sposta? Sì. Ecco, buon pomeriggio a tutti, io sono Zaira Sonna, bibliotecaria all'Istituto Claudia De Medici di Bolzano, è un istituto professionale con 2 indirizzi, indirizzo social media marketing e indirizzo sociosanitario. Sono entrata nel mondo delle biblioteche in realtà da soli 4 anni, però prima di entrare in questo mondo molto bello e molto vario, ho lavorato per 18 anni al Museo Archeologico dell'Alto Adige, quindi nei servizi educativi, facendo sempre progetti con le scuole. Il mio cambio è stato dettato soprattutto da una motivazione di ampliare un po' i temi e quindi sono contenta, diciamo, di questa scelta, anche se condivido questa parola, questa fatica che soprattutto io appunto sono qui nel mondo delle biblioteche da 4 anni, ma ho già notato tantissimo la differenza in questi 4 anni scolastici, insomma, gli ultimi trascorsi. Io vi parlerò brevemente di un'esperienza legata alla giornata di letture multilingual, è un'iniziativa che viene promossa già ormai da 3 anni dal Servizio di Coordinamento per l'Integrazione, in collaborazione con gli uffici permanenti della cultura sia italiana sia tedesca della provincia di Bolzano. La giornata di letture multilingual è un evento che cade ogni anno nel mese di maggio, proprio a ridosso, diciamo, del 21 maggio, che è la giornata mondiale della diversità culturale, del dialogo e dello sviluppo. Come scuola noi abbiamo partecipato alle ultime 2 edizioni, quindi nel 2023 e nel 2024,
A questa iniziativa hanno partecipato circa, sia nel 2023 sia nel 2024, circa una decina di studenti, per la maggior parte studentesse, che si sono, diciamo, iscritte al sistema scolastico italiano per la prima volta nella nostra scuola. Quindi sono ragazzi e ragazze arrivati da poco in Italia, alcuni da pochi anni o comunque addirittura anche da pochi mesi. Sono quindi ragazzi che hanno una conoscenza dell'italiano molto molto base, e sono appunto studenti che frequentano le lezioni di, diciamo, sostegno linguistico organizzate presso il nostro istituto dalla docente Astrid Sibilla, che ringrazio anche per tutta la preziosa e stimolante collaborazione. Una parentesi sulle competenze linguistiche di questi ragazzi. Dicevo appunto, hanno una competenza base dell'italiano, però sono molto motivati ad apprenderlo, e nella loro madrelingua hanno invece delle competenze medio-alte, sia nel parlato che soprattutto nella scrittura e nella lettura. Abbiamo quindi coinvolto questi ragazzi in questo progetto e sono diventati, diciamo, dei lettori per studenti e studentesse della scuola primaria e anche quest'anno della scuola dell'infanzia. Abbiamo avuto modo in questi 2 anni di collaborare infatti sia con la scuola primaria Gandhi di Laives, sia quest'anno con la scuola primaria Manzoni di Bolzano, dove lavora anche Alessandra come bibliotecaria scolastica, e abbiamo anche attivato una collaborazione con la Biblioteca Civica di Bolzano, che ha coinvolto appunto alcuni alunni della scuola dell'infanzia Gries, sempre di Bolzano. Cosa abbiamo offerto a questi bambini? Praticamente nel 2023 abbiamo scelto alcune brevi storie, quindi albi illustrati molto brevi in circa una decina di lingue differenti, che sono appunto le lingue parlate da questi ragazzi, che sono albanese, arabo, bengalese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, turco, ucraino e urdu. Nell'ultima edizione abbiamo invece scelto di non partire da storie brevi differenti, ma di utilizzare un'unica storia. Ci siamo basati sull'albo illustrato Il biscotto della luna, The Biscuit Moon, che fa parte anche, lo ritrovate nella bibliografia Mamma Lingua, Storie per tutti, nessuno escluso. E questa storia è stata quindi letta alternando le diverse lingue dei ragazzi. Ha funzionato molto bene. Quindi cos'è stata questa esperienza? Allora, si parla appunto di biblioteche come ponti. Utilizzando questa immagine sicuramente è stata una sorta di ponte o scala, insomma verticale, perché ha permesso di unire e mettere anche in rete diversi gradi scolastici, quindi diverse biblioteche scolastiche, ma anche appunto studenti e studentesse di diverse età, quindi superiori, elementari, quindi primaria e scuola dell'infanzia. E anche docenti, anche appartenenti a gradi diversi scolastici. Sicuramente è stato un ponte orizzontale, perché ha permesso anche, come accennavo prima, di iniziare a collaborare anche con altre biblioteche del territorio, come la Biblioteca Civica, ma anche la Biblioteca Sandro Amadori, che ci ha sempre fornito il materiale, quindi i libri in queste altre lingue, sfruttando, diciamo, il prestito della valigia Mamma Lingua, messa appunto a disposizione dalla Biblioteca Sandro Amadori. E poi è stato comunque potremmo definirlo un insieme di tanti ponti gettati e intrecciati tra la lingua italiana e le differenti lingue di questi studenti coinvolti nel progetto, che hanno appunto, questi ponti hanno permesso di trasmettere diversi suoni, diversi ritmi, diverse lingue e soprattutto anche diverse culture. E in questa sorta di laboratorio si è cercato quindi di creare piccole comunità narrative, che però nel corso comunque delle mattinate, degli eventi, si sono anche trasformate in modo spontaneo in piccole comunità narranti, nel senso che questi studenti che si sono messi come protagonisti, diciamo, al 100%, da narratori di storie, sono comunque diventati anche
narratori delle proprie culture, delle proprie esperienze, sono stati letteralmente travolti da moltissime domande e curiosità, dai piatti tipici a, non so, la vegetazione dei loro paesi, eccetera. Come hanno vissuto queste esperienze i ragazzi e le ragazze coinvolti? Appunto, per i ragazzi lettori è stato sicuramente un momento molto grande di protagonismo che ha permesso loro sicuramente una maggiore autostima e anche parlando con la professoressa Astrid Sibilla, ci siamo poi resi conto successivamente che queste esperienze hanno creato una maggior consapevolezza negli studenti della loro appartenenza alla comunità scolastica, perché spessissimo sono venuti in autonomia in biblioteca scolastica e si sono anche resi maggiormente partecipi all'interno delle loro classi, quindi nel loro gruppo classi, quindi hanno acquisito una maggiore consapevolezza anche del loro ruolo all'interno della scuola. Per invece i bambini ascoltatori, quindi i bimbi delle primarie della scuola dell'infanzia, sicuramente è stato un momento piacevole di conoscenza di appunto nuovi suoni, nuove parole, nuove culture. E una nota interessante è stata vedere come alcuni bimbi ascoltatori provenienti da altre culture, quindi nel momento in cui hanno riconosciuto, mi viene in mente un bimbo bengalese, ha riconosciuto la propria lingua madre in un contesto non domestico ma scolastico, e si è illuminato e si è reso in automatico anche lui una sorta di aiuto mediatore per aiutare i compagni comunque a capire dei passaggi, insomma, di questa storia che era stata narrata. Quindi sicuramente anche un riconoscimento per questi bimbi ascoltatori della loro cultura, della loro storia e della loro lingua. Ecco, quindi questa era la nostra esperienza. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Concludiamo questo nostro intervento. Noi non siamo relatori, siamo operai del settore che ogni giorno si confrontano con i nostri studenti. Quindi noi portiamo la nostra esperienza, no? E quindi insomma stamattina abbiamo ascoltato a livello teorico, adesso noi vi raccontiamo un po', no, quello che viviamo tutti i giorni. Personalmente, mi presento, mi chiamo Larissa Liuni, attualmente lavoro per la biblioteca scolastica del liceo classico linguistico Giosuè Carducci di Bolzano, quindi verrebbe da pensare sicuramente ad un'utenza quasi privilegiata, no? Un classico linguistico e anche un po' più permeabile alla lettura, in realtà non è proprio così. E comunque lavorare con un'utenza dai 14 ai 19 anni oggi è veramente tanto difficile. Quasi quasi, siccome ho lavorato in tutte le scuole di ordine e grado dal 2008, ogni tanto rimpiango un po' le faccine di questi bambini incuriositi e che comunque si stupivano per ogni cosa, piuttosto che confrontarmi tutti i giorni con queste facce, direi, mi viene scazzate, ma è brutto, direi scocciate, e proprio con questo mood, no, che è proprio cambiato. Li vediamo già nella postura, cioè loro ci si presentano proprio così, con questa faccina che ti dice zero sbatti, o stai anche un po' più scialla perché tanto a me di quello di cui stai parlando interessa poco. Comunque con le mie colleghe, con Cristina particolarmente, abbiamo iniziato nello stesso mese, nello stesso giorno. A proposito, oggi è il compleanno di Gianni Rodani, ma anche di Cristina, quindi e domani anche il mio. Che è la giornata mondiale delle biblioteche scolastiche, mia mamma ha aspettato apposta per partorirmi. Detto ciò, comunque noi lavoriamo, più o meno copriamo un po' tutti i vari istituti superiori, classico, linguistico, sociale, economico, professionale, artistico, musicale, quindi vi possiamo rivelare un panorama completo a 360 gradi. Allora, una premessa: sicuramente la nostra regione, con la famosa legge del 1990 che ha riconosciuto, finanziato e garantito in ogni biblioteca personale qualificato, è un vantaggio
incredibile, e io ho avuto modo di sperimentarlo perché nel mio liceo dall'anno scorso stiamo ospitando, attraverso un progetto che si chiama Erasmus, varie delegazioni spagnole, francesi. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare dei colleghi spagnoli che si sono molto meravigliati di quello che noi facciamo in biblioteca a livello di attività, a livello progettuale, perché da loro praticamente non esiste nulla. Mentre invece la realtà francese, quest'anno avrò l'occasione e la fortuna di potermi recare a Montpellier, la realtà francese invece è una realtà super riconosciuta, cioè da loro la biblioteca è addirittura una materia, loro seguono tutti i consigli di classe, i gruppi di materia, creano all'inizio dell'anno questi micro temi e da lì poi c'è tutta una collaborazione multidisciplinare da parte di tutti i docenti, e noi come Liceo Classico Carducci dall'anno scorso devo dire stiamo copiando molto. Dunque, il contesto scolastico a cui si fa riferimento, sì, la legge è fondamentale, il fatto di essere, sicuramente noi lo riconosciamo come un valore aggiunto, ma il vero privilegio, è importante che oggi esca, che il vero privilegio scatta quando c'è un riconoscimento della comunità scolastica, cioè noi funzioniamo se ci danno la possibilità di funzionare. Ovviamente, cioè ha senso se le biblioteche vengono riconosciute dal corpo docenti e dai nostri dirigenti come delle risorse che accompagnano i nostri ragazzi nel percorso formativo, perché altrimenti noi possiamo avere tutta la passione di questa terra, che non ci manca personalmente, però la sola passione senza contesto scolastico e viceversa, cioè il solo contesto scolastico senza passione, non ci porta da nessuna parte. Quindi sono diversi i fattori che devono scattare per influire in quelle che poi definiamo buone pratiche, no? Noi ci troviamo di fronte a un'utenza che fa fatica, cioè leggere, diciamocelo sinceramente, non è un qualcosa che viene proprio naturale, leggere prevede anche un percorso anche faticoso, questa è una generazione digitale dove tutto va veloce, loro non leggono, loro si informano, per cui dove tutto va veloce, chiedere loro di fermarsi a leggere è un po' andare controcorrente, quindi è faticoso, ci vuole tempo, sforzo, esercizio. Io mi considero un personal trainer, cioè per me la biblioteca è una palestra, no? Dove all'inizio tu li guidi in un percorso dove si fa fatica, poi dopo pian piano i muscoli fanno meno male, poi ti ci abitui e poi addirittura ti piace, no? Quindi noi dobbiamo essere un po' dei motivatori, però per essere dei motivatori noi dobbiamo parlare il loro linguaggio. Questo è poco ma sicuro, cioè le biblioteche devono appartenergli, devono essere cucite tra di loro. Nella mia scuola, nel mio liceo quest'anno, per esempio dall'anno scorso, per questo motivo esiste un consiglio di biblioteca junior, cioè accanto all'organo ufficiale che si riunisce almeno 2 volte all'anno, di cui fanno parte i vari docenti, ma spesso è abbastanza inutile perché non partoriamo a nessuna idea. Io quest'anno ho voluto, abbiamo voluto affiancare un consiglio di biblioteca junior, cioè abbiamo una decina di ragazzi che volontariamente una volta al mese si riuniscono in orario, sottolineo, extrascolastico, vengono da me in biblioteca, noi parliamo e loro mi dicono che cosa vorrebbero trovare in biblioteca. Per cui, perché noi adulti possiamo parlarne quanto vogliamo, ma le vere idee alla fine arrivano da loro. Quindi abbiamo partorito delle cose bellissime, cassetti interattivi coi consigli di lettura, consigli per gli acquisti, abbiamo addirittura una scatola dei pensieri liberi, perché come ho sentito stamattina non siamo solo bibliotecari, ma siamo anche psicologi soprattutto, e quindi siamo da soli, ahimè, e anche questo è da sottolineare, perché non ci occupiamo solo degli acquisti, della catalogazione e del reference, dei progetti, delle attività e delle promozioni alla lettura, ma siamo anche, e questo ci piace sinceramente, un punto di riferimento per questi ragazzi. Quindi come ogni buon personal trainer ci vuole motivazione giusta, e quindi nella mia biblioteca si fanno tante letture ad alta voce. Io questa è una cosa che faccio da sempre, da quando lavoravo anche con i bambini piccoli, il libro lo scelgono loro, preparo una bibliografia solitamente, ma poi lascio che siano loro a scegliere il libro in base a criteri che non necessariamente debbano corrispondere ai nostri,
di criteri, e anche perché ho notato negli anni che il disamore per la lettura spesso dipende da una scelta bibliografica completamente sbagliata. Quindi la maggior parte delle volte, quando facciamo gli incontri i primi giorni con i ragazzi delle scuole, delle prime classi, tu ti senti rispondere: io non leggo perché mi annoio, io non leggo perché non ho trovato niente che mi possa interessare. Benissimo, non leggi? Leggo io per te. Questo è il nostro slogan, per cui noi rieduchiamo alla lettura. Ma lettura ad alta voce perché? Non solo perché indubbiamente migliorano le capacità attentive, cognitive, aiutano lo sviluppo linguistico, ma perché mi aiutano principalmente a recuperare i non lettori. Tu non leggi, lo faccio per te, e anche, attenzione, mi piace sottolineare anche questo, anche chi fa fatica a leggere. Non ci dimentichiamo i ragazzi che hanno DSA, che hanno un disturbo dell'apprendimento, e che quindi per loro chi legge, per loro è un estremo beneficio per chi non può farlo in autonomia, per cui non solo per chi non vuole, ma anche per chi non può. E poi una lettura condivisa non è fine a se stessa, non è solo promozione alla lettura, ma è anche uno scambio, una riflessione, e loro socializzano mentre leggono, e quindi stamattina ho sentito per esempio che le grandi biblioteche creano comunità, e questo è assolutamente vero, perché un nuovo progetto proposto dall'anno scorso, noi abbiamo creato questa nuova attività, questo nuovo progetto dove mettiamo a confronto due classi di età diverse, di anni diversi e di indirizzi diversi, che ad appuntamenti mensili vengono in biblioteca, si mettono a coppie e si parlano di libri, e non per forza si devono convincere, è proprio uno scambio emozionale, relazionale, che non implica per forza come tecnica quella riassuntiva, loro questo poco importa, ma soprattutto emozionale, e l'idea è proprio quella di favorire la relazione e la comunità, ed è bellissimo vedere come all'inizio sono tanto intimiditi e poi alla fine, insomma, tanti sono nate anche delle bellissime amicizie. Concludo dicendo che una delle domande che mi rivolgono più spesso è, ahimè, a cosa serve la lettura? E io gli rispondo che la lettura non serve, la lettura si fa. La lettura fa, perché ti fa vedere le cose in maniera anche un po' diversa, ti mette in diverse prospettive, la lettura prende un po' le tue emozioni, le moltiplica, e poi mi piace pensare che sia principalmente portatrice di bellezza. Grazie. Grazie alle colleghe. Sarebbe bello poter raccogliere tutte queste esperienze, renderle pubbliche, renderle visibili e non solo narrate oggi. Potrebbe essere una sfida per il futuro. Qualcuno voleva intervenire? Il gelato? Un brevissimo intervento, non volevo rubare tempo ai prossimi interventi, volevo soltanto esprimere il mio apprezzamento per quanto stanno facendo e hanno fatto le insegnanti, per dire che da Ponti, quando sono stato proprio a Ponti in Valtellina, sottolineavano che i ragazzi non solo leggono a velocità doppia, ma ascoltano musica a velocità doppia, che per noi è una cosa stranissima, ecco, per cui bisogna abituarli a allenarli proprio alla lentezza. E anche mi sentivo di fare un intervento su quello che riguarda i vertici. Per avere attenzione dei vertici bisogna risolvere qualche loro problema con la biblioteca. E allora io avevo lanciato qualche tempo fa un'iniziativa, perché uno dei grossi problemi dei dirigenti sono le supplenze, no? Quando un insegnante è assente, non so da voi, ma quando si tratta di sostituirlo, e io dicevo, ma questa sostituzione diventa molto spesso un momento improduttivo, un momento in cui l'insegnante, che magari non è della classe, viene chiamato a fare vigilanza, e la scuola si riduce ad un sistema di vigilanti e di vigilati. E io dicevo, ma scusate, c'è una biblioteca?
non potete portarli in biblioteca? Non potete lasciarli liberi di scegliere loro i libri? E magari qualcuno che non ha mai letto un libro può arrivare in biblioteca. Volevo soltanto fare questo accenno. Grazie. Grazie a te. Allora, passiamo adesso all'intervento di Sonia. Sonia Arva, il titolo dell'intervento è Dalle classi in biblioteca alla biblioteca con le classi, un'esperienza di collaborazione e coprogettazione tra una biblioteca di pubblica lettura della provincia di Trento e la scuola secondaria di primo grado. Grazie. Allora, ho il cronometro perché Matteo è andato e quindi dobbiamo supplire alla sua mancanza. Allora, io sono Sonia Arve, sono una bibliotecaria di una biblioteca di montagna e di paese piccola della provincia di Trento, come ce ne sono tante, quindi ci sono io, ma potrebbero esserci altre mie colleghe e altri miei colleghi. La biblioteca in cui lavoro è la biblioteca di Cembra Lisignago, in una valle periferica del Trentino, ma l'attività di cui vi parlo è un'attività che ho svolto nella biblioteca in cui ho lavorato prima di arrivare a Cembra Lisignago, che è la biblioteca di Cavedine, ma potrebbe essere in tanti altri piccoli paesi del Trentino. Il sistema bibliotecario trentino è un sistema che, come Sara Guelmi ha detto, è capillarmente disposto sul territorio e sono praticamente assenti le biblioteche scolastiche, se non quelle delle scuole di superiori, se vogliamo utilizzare un linguaggio da dinosauri che è il nostro. E quello di cui parlo io è invece un rapporto con le scuole elementari, medie, infanzia e nido, e soprattutto un rapporto che abbiamo tentato di costruire nel percorso che è andato dal 2017 al 2020, che sono i 3-4 anni che io ho passato alla biblioteca di Cavedine. Ho riassunto il mio discorso parlando di un cambiamento dalla classe in biblioteca allo stare con la classe in biblioteca, a lavorare con la classe. Questo perché nelle nostre biblioteche, forse perché siamo fortunati, le classi sono sempre venute, ma non è solo lo stare in biblioteca, ma è il fare qualcosa con loro e progettarlo insieme a loro. È un po' la sfida che abbiamo quando siamo dietro, ma anche davanti al bancone, perché se stiamo dietro non stiamo con loro. Il progetto di cui vi parlo l'avevamo intitolato Impariamo a documentarci, è un progetto di information literacy che avevo realizzato con il plesso di Cavedine dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi Dro, e colgo l'occasione per ringraziare Elena Corona, che è la bibliotecaria che oggi lavora a Cavedine dove lavoravo io, che mi ha aiutato a recuperare le informazioni e le immagini di questa presentazione, e la professoressa Silvana Pisoni, che è la fiduciaria dell'Istituto Comprensivo, senza la quale questo progetto probabilmente non sarebbe nemmeno partito. È un progetto che è stato sin dall'inizio coprogettato con l'intero corpo docenti. Come bibliotecarie e bibliotecari siamo molto abituati a lavorare con quelle che sono le professoresse e i professori di italiano, ma questo progetto è nato sin dall'inizio come un progetto condiviso con tutte le professoresse e i professori della scuola, quindi non importa quale fosse la materia che loro insegnavano alle loro classi. Questo perché la biblioteca era riconosciuta da loro come un attore tattico per aiutarli nei loro percorsi disciplinari, ma allo stesso tempo noi biblioteca riconoscevamo loro come una sorta di amplificatore di quella che era la nostra attività quotidiana. Tornando alla definizione che io ho dato della piccola biblioteca di montagna dove lavoro, parliamo di borghi di 2000-2500 abitanti dove ci sono l'istituto comprensivo, la biblioteca e pochi altri luoghi per ragazze, ragazzi, bambine e bambini. E quindi le famiglie, abbiamo questa fortuna, già ci riconoscono come il luogo dove mandare fisicamente i loro ragazzi e le loro ragazze, i loro bambini e le loro bambine nel pomeriggio, a trovarsi, a ascoltare musica, a mangiare, a fare merenda, a fare i compiti e a divertirsi, a stare insieme. Vi ricordo che è un progetto che abbiamo realizzato dal 2017 al 2020 e in quegli anni non era così scontato, era anche il luogo dove c'era una buona connessione internet, ora leggermente più presente nelle famiglie, ma all'epoca quasi assente, un PC a disposizione e anche qualcuno che possa aiutare ragazze e ragazzi nel fare i compiti. Siamo partite con le docenti e i docenti con cui abbiamo costruito questo programma e questo progetto, anzi, dalla definizione standard di information literacy, quella che è da l'IFLA o l'AIBE, che prima abbiamo comunque visto riassunta nelle slide e negli interventi di questa mattina. Tutto l'insieme di abilità che servono a capire quale informazione scelgo,
come la organizzo e dove la trovo. E partendo da questa definizione abbiamo articolato un progetto che mi preme sottolineare non iniziava a ottobre e finiva a giugno, ma durava lungo tutto il percorso delle cosiddette medie, e in questo probabilmente stava la sua forza. La prima attività, forse un po' per rompere il ghiaccio, proprio perché con gli insegnanti di italiano che avevamo già il legame aperto, era questo conosci chi l'ha scritto, era per far lavorare ragazze e ragazzi su quale informazione è necessaria. Le classi venivano in biblioteca e si dividevano in piccoli gruppi. Ogni gruppo aveva a disposizione una biografia dell'autore o dell'autrice che era stato già concordato con l'insegnante. Qui sta la coprogettazione. Io da sola non avrei potuto scegliere un autore o un'autrice senza sapere cosa era stato letto in classe, cosa avevano già trattato tra di loro. Un articolo di presentazione di un romanzo che loro già conoscevano e anche alcune immagini che potevano riferirsi all'autore e all'autrice, alla storia del romanzo, a eventi storici che potevano intrecciarsi con la vita dell'autore o dell'autrice, con il tema del libro o banalmente con il tema portante del romanzo che avevano letto, e lavoravano in piccoli gruppi, dovevano imparare a scegliere quali informazioni mettere in evidenza, sottolineando con i colori, cerchiando le date o comunque segnalandole in modo diverso dal resto delle informazioni, trovando le parole chiave, e poi questo andava organizzato in una mappa concettuale che gli aiutava in una piccola presentazione agli altri gruppi. Guardare cosa facevano gli altri gruppi voleva dire vedere cosa si poteva fare meglio nel proprio di gruppo, cosa invece il proprio gruppo aveva fatto bene che gli altri non avevano fatto, senza giudizio ma con un confronto che è quotidiano nell'attività scolastica. Poi c'era il grande tema del dove trovare l'informazione. L'immagine che ho scelto non è casuale, solo noi adulti, per fortuna, abbiamo una visione della biblioteca come un insieme di libri antichi. Ragazze e ragazzi, e io parlo dei nostri paesi, che sin dal nido entrano mensilmente all'interno della biblioteca, che abbiamo un archivio storico, se non ce li portiamo non lo sanno nemmeno. E quindi in qualche modo era necessario per noi non fargli conoscere cosa c'è in biblioteca, ma farli orientare all'interno di quello che loro già sanno che c'è. I libri, inutile negarlo, gli insegnanti prima e i ragazzi e le ragazze poi pensano al libro. La prima attività era letteralmente un giro turistico della biblioteca, perché la biblioteca non è solo la sezione ragazzi e ragazze che loro già conoscevano, non era solamente la sezione che visitavano con i genitori quando vengono, che il genitore si prende un libro, o il genitore viene a stampare il modulo per iscriverli al corso di basket, perché è questo quello che fa una biblioteca di paese. E quindi qualche cenno alla CDD, senza tralasciare il fatto che si tratta di un'organizzazione, o meglio di una semplificazione dello scibile umano fatta da un uomo bianco nel 1800, e quindi sottolineare loro, forse questa non è un'abitudine comune a tutte, ma le biblioteche della provincia di Trento ad oggi hanno ancora per buona parte il loro patrimonio organizzato a scaffale solo ed esclusivamente anche la narrativa tramite la CDD, e per questo diventa importante dare qualche cenno di CDD ai ragazzi e alle ragazze. E poi sottolineare loro che non tutti i libri vanno in prestito, c'è una parte dei libri della biblioteca che sono in sola consultazione, li potete trovare qui, li potete usare qui, ma non li potete portare a casa. E poi l'attenzione alle enciclopedie, non bisogna negarlo, in tutte le biblioteche ci sono delle enciclopedie, tentiamo di averne sempre meno perché occupano un sacco di spazio, perché la nostra provincia, quando le biblioteche sono state aperte negli anni 70, a tappeto ha comprato enciclopedie per tutti e tutte. Il problema è che sono datate e quindi è molto piccola l'immagine, ma nella biblioteca dove lavoro c'è un'enciclopedia con 2 Germanie. Se quella enciclopedia viene utilizzata per fare una ricerca sulle salamandre, forse va ancora bene, ma se la ricerca vuole essere una ricerca di geografia, non è l'enciclopedia il libro, o meglio la fonte, dove il ragazzo o la ragazza troverà l'informazione che serve a loro. Ma non ci sono solo libri, o quantomeno non ci sono solo i libri di approfondimento che loro già sapevano esserci in biblioteca. Ci sono anche le guide turistiche che fino a quel momento loro non avevano valutato essere un libro interessante se non per loro nel momento in cui sono magari con la famiglia dei turisti. Le guide sono in assoluto le più aggiornate fonti che noi abbiamo in biblioteca, perché ogni 4-5 anni tendenzialmente si comincia a rinnovare lo scaffale delle guide. Non contengono solo la geografia che uno può pensare di trovare, ma anche piccoli cenni di società, piccoli cenni di curiosità, piccoli riassunti della storia del paese a cui la guida è dedicata. E poi il grande mondo delle riviste.
La rivista è qualcosa di vecchio in formato cartaceo. Nessun ragazzo, nessuna ragazza prende in mano una rivista se non quando va pre-Covid dal medico magari e deve aspettare di entrare, adesso non c'è l'appuntamento, non serve neanche più quello, oppure la nonna ce l'ha a casa. Le riviste della biblioteca sono invece uno strumento che può essere utilizzato per le loro ricerche, ma non sono come i libri, bisogna imparare a leggere l'indice, perché non è guardando la pila delle riviste che troverò quello che mi servirà. Erano piccoli esercizi che facevamo con loro per rispondere a quello che avevamo pensato fossero le domande che loro si pongono davanti a questi materiali che fino a quel momento molto probabilmente avevano visto ma non avevano preso in mano. E poi c'era il grande mondo di internet. Mi preme sottolineare che è un'attività pensata e realizzata pre-Covid. Adesso i ragazzi e le ragazze hanno spesso il telefonino, fino al 2020, almeno nei nostri paesi, non era così frequente. Internet anche veloce è entrato ormai nella tasca di tutte e tutti dopo la pandemia. Un ragazzo o una ragazza che viene a fare una ricerca, un approfondimento in biblioteca, si trova davanti, come apre il browser della sessione in incognito che automaticamente trova sul computer della biblioteca, e parlo delle nostre biblioteche con cognizione di causa perché ne ho girate molte, digita il tema della sua ricerca sulla barra di Google e il primo link che cerca è spesso quello di Wikipedia, senza sapere che Wikipedia è una versione oggi di quell'enciclopedia cartacea che abbiamo visto nell'attività del mese precedente, ma quelle voci che non dovete seguire pari passo, ma dovete osservare, guardare attentamente e vagliare, le sapete individuare? La nostra attività era molto pratica, andavamo a dare con loro e cercare con loro altre voci che non fossero nazismo, che era proprio l'entry level di questa piccola attività. Molte delle scuole della nostra provincia lavorano in CLIL, che è dare il curriculum scolastico in una lingua altra, tedesco o inglese nella maggior parte dei casi, e quindi le ricerche, perché alla fine la mia generazione, quella delle medie e delle elementari, riassume sotto questa parola il loro lavoro in biblioteca con la scuola, è a volte in tedesco e in inglese. Lo sapete che se andate sulla pagina Wikipedia in alto a sinistra potete vedere la stessa pagina in inglese o tedesco, che è la lingua in cui voi dovrete fare il vostro lavoro, senza quindi provare a fare un triplo lavoro di traduzione? Erano piccole informazioni che però velocizzavano e li rendevano capaci di fare tutte quelle 3 azioni centrali che chiede l'information literacy: quale informazione scelgo, ma soprattutto in questo caso dove la trovo. E poi il fatto che ci siano altre fonti online che forse banalmente non erano allenati a valutare. Se devo fare una ricerca sugli egizi, ho mai pensato di andare sul sito del Museo Egizio? Se devo fare una ricerca sui ragni, ho mai valutato di andare sul sito del National Geographic? E quindi non cerco le informazioni del ragno nella barra di Google, ma cerco prima la fonte che ha valore e che so essere una fonte valida, National Geographic, e poi all'interno di quel portale, sito, dipende, di volta in volta cerco l'informazione che mi serve. E poi il grande problema dei motori di ricerca. I ragazzi e le ragazze spesso non sanno che Google li traccia, e facevamo un veloce quanto divertente esperimento. Il tutto avveniva a Cavedine, valle occidentale del Trentino, confinante con la valle, o meglio la comunità di Valle della Paganella, dove c'è Andalo e dove ci sono le Dolomiti di Brenta, che i ragazzi e le ragazze dovevano cercare per approfondire le Dolomiti. Loro cercavano Andalo e il primo risultato è l'APT di Andalo, perché il 90% degli italiani che cerca Andalo lo cerca per andarci in vacanza, non di certo per fare una ricerca sulle Dolomiti. Ma nel momento in cui vado a selezionare la pagina Wikipedia su Andalo, chiudo e riapro il browser, il sito dell'APT non sarà più il primo. Google si ricorda che lì io ho già fatto una ricerca e ho dimostrato a lui che l'APT non è il mio interesse. Questi piccoli esercizi lì volevano andare a parare. E poi c'era il grosso problema, ripeto, all'epoca, dei motori di ricerca che non tengono traccia di te. DuckDuckGo era il classico esempio che facevamo alle classi, e lo sforzo di andare oltre la prima pagina, almeno fino a quando l'algoritmo non ha capito chi ha davanti. Ed infine l'importanza delle fonti. Il fatto che ragazze e ragazzi per fare questi lavori andassero ad approfondire diverse fonti, era importante che poi emergesse nelle loro ricerche, e quindi era importante che alla conclusione del loro lavoro ci fosse una bibliografia che dimostrasse quanto profondamente avessero lavorato.
Vi ho parlato di un progetto fatto insieme agli insegnanti. In tutti i 3 anni scolastici le insegnanti, quando davano un compito, chiedevano a ragazze e ragazzi di indicare la bibliografia che prevedesse almeno un libro, una rivista e un sito, riportando il link di quel sito. E l'importanza delle fonti non era solamente nell'ottica di devo fare anche quella slide sulle fonti, ma serviva perché dimostrava quanto il ragazzo e la ragazza avessero lavorato per portare quel lavoro di fronte al loro insegnante, ma serviva anche a loro nel momento in cui trovavano qualcosa che serviva per loro come punto di partenza per approfondire. Dove c'è una bibliografia posso partire con altre ricerche. E quindi banalmente guardavamo degli esempi di bibliografie più o meno corrette e andavamo di mese in mese ad affinare quello che facevamo insieme. I lati positivi, se così posso dire concludendo, del nostro progetto erano sicuramente il fatto che coinvolgeva tutte le professoresse e i professori coinvolti nell'insegnamento, non solo l'insegnante di italiano, non solo quello di tedesco e inglese, ma tutti coloro che avevano attività didattica con ragazze e ragazzi. Questa attività, che perdurava nel tempo ed era quindi lunga, dava loro le coordinate di come stare in biblioteca, in quel momento come studenti e studentesse, ma un domani come cittadini e cittadine che all'interno della biblioteca o anche all'interno banalmente della rete sanno vagliare le informazioni che hanno davanti. E poi aiutava noi bibliotecari e bibliotecari a trasmettere un'idea di biblioteca fresca, nuova, non un luogo con quei libri vecchi, ma un luogo dove trovare le informazioni le più aggiornate e soprattutto verificate. Ovviamente è un progetto che nella mia non lunghissima carriera, ma sono comunque 12 anni, non siamo riusciti sempre ad organizzare. Era difficile che il ruolo del bibliotecario e della bibliotecaria venisse visto in un modo così complesso. Mi è capitato di trovare, molto probabilmente una situazione molto fortunata, ma non coglierla sarebbe stata una sciocchezza. Un'idea nuova di biblioteca, dove quindi stare, fare ricerca, trovare informazioni e anche negativamente un lavoro difficoltoso di condivisione. Abbiamo affinato il tiro molte volte. Il progetto era lungo e questo forse era uno degli aspetti più difficili, perché se noi non avessimo trovato terreno fertile in un gruppo di insegnanti che ci ha seguito per tutto il triennio, molto probabilmente non saremmo riusciti a costruire quello che rimane comunque una bella esperienza e che in qualche modo ha messo un primo tassello, speriamo, nella loro attività in biblioteca, che sono certa continua anche adesso. Io ho messo poi solo i miei contatti, che non si fanno vedere ma poco importa, e tanto la metà di voi ha già ricevuto 1000 mail da me quando ero segretaria del live, la mail è sempre quella e di conseguenza grazie. Scusa? Allora, io sono arrivata a Cavedine nel 2016, abbiamo iniziato con l'anno scolastico 2017-2018 e poi io me ne sono andata nel 2020, ma ci siamo interrotti prima per la pandemia. Questo è... ho cambiato sede in una situazione estremamente diversa. Esatto. Io non sono più in quella sede. Nella sede in cui sono ora mi ritrovo a interfacciarmi con una situazione completamente diversa, per dirne una, che è un grande turnover di insegnanti, e quindi la costruzione di un progetto così duraturo nel tempo trova un suo primo ostacolo nel fatto che l'insegnante con cui io parlo a settembre del 2024 sono già certa che non sarà l'insegnante che incontrerò nel settembre dell'anno successivo. Però è un caso che c'è stato, probabilmente è stato molto felice, però ci ha dato molta soddisfazione. Bene, adesso abbiamo l'intervento di Patrick Taschler, Mittelschule Ostwald von der Wolkenstein. Scusa, sono molto contenta di un intervento dalla scuola di lingua tedesca. Il titolo è Nuova struttura, nuove possibilità, la biblioteca scolastica incontra la biblioteca pubblica. Grazie mille. Buonasera anche da parte mia. Come ha già detto la signora, mi chiamo Tasha Patrick e lavoro presso la scuola media Ostwald von Wolkenstein a Bressanone, e non so chi di voi ha già visitato una volta la vecchia biblioteca pubblica a Bressanone. Non era proprio uno spazio molto invitante, non c'erano posti per lavorare con una classe intera e tutto, per cui
la collaborazione in quel periodo era solo prendere in prestito dei libri alla fine. Loro ci mettevano a disposizione tutto quello che volevamo, però non c'era nessun spazio, nessun tipo di incontro. E di tutto si occupava sempre il direttore della biblioteca, che anche non è normale. E poi nel 2021 ha finalmente aperto la nuova biblioteca a Bressanone, che chi l'ha vista è un sogno alla fine, è un lusso puro secondo me, è molto ampia, ha spazi per qualsiasi tipo di lavoro, con varie classi, per incontri d'autore, workshop e tutto quanto. E la cosa che è quella più speciale è che adesso abbiamo 2 bibliotecarie della biblioteca civica che si occupano della collaborazione con le scuole. Loro sono lì per quello, e inoltre abbiamo un budget per varie manifestazioni che si svolgono tutto l'anno. E adesso vi racconto solo ancora brevemente come funziona la nostra collaborazione. Una volta all'anno, verso maggio, fine maggio, inizio giugno, ci incontriamo, ci sono io, le 2 bibliotecarie della biblioteca pubblica e la bibliotecaria della scuola media Michael Pacher di Bressanone, e valutiamo quello che è stato fatto l'anno precedente e pianifichiamo tutto quello che dovrà succedere l'anno successivo. E poi ovviamente ci sentiamo sempre per tutto. E come esempio, per quest'anno avevamo già un incontro d'autore con Rüdiger Bertram, che è un autore tedesco, e non è facile per le nostre per le scuole medie tedesche organizzare incontri d'autore per il problema del pagamento degli stipendi, perché costano tra 250 e 350 euro per un'ora, e noi come scuola non possiamo pagarlo. Non so com'è nelle scuole italiane, però è uguale? Ah, ok. Poi offrono visite guidate, ovviamente, sia per le scuole medie, però soprattutto per le scuole elementari, o anche solo un workshop che si chiama Bookface, dove i ragazzi vanno in biblioteca, ricevono un tablet e vanno alla ricerca nello spazio delle letture per i giovani o dei bambini, e cercano dei libri con delle facce, se lo mettono davanti e fanno delle foto, e così conoscono un po' quello spazio. Poi fra poco si svolgerà un workshop che si chiama Bücher machen, che vorrebbe dire fare un libro, con i Bücher Kinder di Monaco di Baviera, che costa 800 euro per ogni classe, e loro ci offrono, dove i ragazzi praticamente leggono un libro a scuola, tutti lo stesso libro, e poi fanno un compito in classe, scrivono una storia, e con quella storia vanno un giorno e mezzo in biblioteca e fanno un proprio libro, lo illustrano con varie tecniche e poi lo rilegano, e alla fine dei 2 giorni ognuno ha il suo libro e lo presentano poi a scuola da noi. Poi la biblioteca offre anche un escape room. 2 insegnanti della scuola media della Michael Pacher hanno elaborato un escape room su matematica e scienze naturali, e viene fatto da tutte le seconde classi. Noi abbiamo 9 seconde classi nella nostra scuola, e alla Michael Pacher sono 7, e viene fatto a febbraio, e i ragazzi vanno lì e vengono chiusi in una stanza in vari gruppi e devono cercare di uscire. Ogni tanto serve un aiutino, però se no ce la fanno bene. Poi offrono un workshop di ricerca nella biblioteca pubblica per la tesina finale. Adesso con l'intelligenza artificiale, ChatGPT, bisogna vedere se viene ancora fatta la tesina finale. Quest'anno sì, ancora, e poi si vedrà. Per cui poi si vedrà. Però in ogni caso, secondo me, fare ricerca con i libri nella biblioteca pubblica, anche quella scolastica, è una delle cose elementari che bisogna saper fare anche per il futuro. E l'ultima cosa che loro fanno sempre, che facevano anche prima, è metterci a disposizione i libri, che soprattutto per eventi dove presentiamo libri per adulti. Noi come biblioteca scolastica non compriamo libri per adulti, e loro ce li mettono sempre a disposizione per tutto.
Io ho già finito, se qualcuno ha una domanda, volentieri, un breve intervento. Bene, se ci sono domande, se volete intervenire, altre cose da dire? Sì. Nella biblioteca pubblica o noi nella scuola, a scuola? Noi abbiamo varie letture o... Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Curiosità? Direi che è stata una giornata molto intensa, ricca. Andiamo a casa con molte suggestioni. E io a nome del gruppo organizzatore ringrazio tutti voi e speriamo di rivederci presto. E niente, grazie e buona serata.